Mestre, la procura ha aperto un'indagine sulla morte di Chiara Nobile, la mamma di 38 anni di Favaro, morta sul colpo dopo essere caduta assieme al marito con cui viaggiava in scooter verso Mestre sulla rotaia del tram alla fine del Ponte della Libertà. Il fascicolo, atto dovuto nei casi di incidente stradale con esiti mortali, è stato aperto dal pubblico ministero Francesca Crupi e anche il comune vuole vederci chiaro. Una dettagliata relazione tecnica è stata richiesta agli uffici comunali dall'assessore alla mobilità Renato Boraso. Mira, l'auto dei vigili in sosta nel parcheggio per disabili arriva in consiglio comunale. Alcuni consiglieri di minoranza e di maggioranza hanno presentato un'interpellanza per chiarire la vicenda denunciata un mese fa in un gruppo Facebook e le successive conseguenze, compresa una lettera anonima fatta pervenire agli stessi consiglieri. In questa lettera si parla di metodi intimidatori da parte della polizia municipale. Dopo il fatto, alcuni commentatori del social, tra i più accaniti, erano stati convocati in caserma per accertamenti. Vicenda chiusa con le scuse dei diretti interessati? Assolutamente no, perché stando a questa missiva senza firma, gli agenti avrebbero utilizzato dei metodi non consoni con il ruolo. Il Consiglio Comunale ora chiede al sindaco di verificare. Quarto Daltino si è trasferita dal figlio fuori regione per essere accudita a causa dei suoi gravi problemi di salute. 4 mesi lontana da casa, da marzo a giugno 2015, senza la possibilità di recarsi nella propria banca a ritirare la pensione. Il risultato è che un 81enne veneziana residente a Quarto Daltino ha accumulato con l'INPS un credito di circa 5.000 euro, visto che l'ente previdenziale non le ha riaccreditato 5 mensilità da 910 euro l'una. Ora, a più di un anno di distanza da quel trasloco in casa del figlio, a 8 mesi dalla prima lettera scritta all'Istituto di Previdenza e a circa 5 mesi dalla richiesta di riaccredito di quanto dovuto tramite apposito modulo INPS, la pensionata, che continua a soffrire di problemi di salute, non ha ancora visto i soldi che avanza. Si è rivolta all'Adico, che la seguirà dal punto di vista legale. Mira, asilo comunale chiuso per oltre una settimana a causa della presenza dei topi. Questa è la drastica decisione presa dal sindaco Magniero con un'ordinanza urgente dopo la segnalazione da parte di genitori ed insegnanti e la constatazione da parte dei tecnici comunali della presenza di ratti all'interno dell'asilo comunale che si trova in via Porto Menaia a Piazza Vecchia. La scuola resterà chiusa quindi da oggi fino al 17 giugno. I bambini non resteranno a casa. Il servizio sarà garantito anche la prossima settimana presso l'edificio scolastico della scuola elementare Ippolito Nievo di Gambarare.